Ha vissuto 2 guerre, ha superato l'epidemia della spagnola e ha sconfitto anche il Covid che aveva contratto nel novembre del 2020. Nonna Ida Zoccarato è morta domenica all'età di 112 anni, un traguardo che aveva raggiunto lo scorso 24 maggio. Una vita semplice fatta di affetti, piccole e buone abitudini. Ida si è spenta nel sonno dopo aver salutato il figlio Pietro che come ogni giorno le faceva visita. Nell'ultimo periodo Ida era a letto ma sempre lucida e presente, circondata dai nipoti Chiara, Viviana, Donatella, Alberto e 2 bisnipoti Andrea e Aurora. Non si è mai preparati a dire addio a chi amiamo, ma mia nonna se n'è andata proprio come voleva, dormendo serena, e questo un po' ci consola, ci ha detto la nipote Viviana. Il cordoglio per la morte di Ida Zoccarato è arrivato anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che proprio nel giorno dei suoi 112 anni le aveva fatto gli auguri in diretta TV. Faccio gli auguri alla nonna Ida, la signora Ida, di Ponte di Brenta, vaccinata, quindi salutiamo la nonna Ida, che oggi compie 112 anni. Ha combattuto il coronavirus, nemico dell'età moderna, con responsabilità, ha detto il governatore Zaia, ricordando che Ida a maggio senza esitare si era vaccinata. I funerali di Ida Zoccarato saranno celebrati mercoledì 19 gennaio alle 15:30 nella chiesa di Ponte di Brenta. Ciao nonna Ida, grazie per il tuo esempio.